dia a todos, graças por essere venuti a questo Attóvio che per noi è un importante anno. Non si intende lì? Proprio non si intende lì? È a un massimo di tu da 7 anni come non la vuoi non andate in russo. Tornai, buon pomeriggio a tutti che si vigano in considerare questo Attóvio posta lingua sarda, un argomento che noi teniamo un importante umano, questo anda da mantenere via dove uso offenderli. Poi possiamo avere pareri diversi, riferimenti differenti, però non dobbiamo scaresci che questa lingua nostra della nostra. Quindi do grazie a voi che siete noi, così che appunto questo Attóvio che è uso un cordau s'Accademia del Sardo, in persona del Massimo Matricale di Giovanni Spano. Comunque vedo a suo sindaco buon proseguimento. Grazie Maria Grazia. Noi stiamo a mancanza di rispetto, ma Parusezzo, ci posso questionare meglio sul microfono stesso. Intanto grazie a tutti per essere venuti, per noi sono un grande onore come amministrazioni promuovi su lingua sarda in generale, ma guardare sarda, questa cosa che più importa a questionare. Poi sul fatto di scrivere, poi Dio sa questione ognuno da dire a modo su, però quanto mi interessa è una materia della lingua sarda è una cosa che a me mi ha sempre accompagnato quando io sempre che sono usato. Questo non mi impediva a fare studi in italiano e a prendere risultati che poi appunto e penso che usato non mi ha mai stroppato di scrivere e questo è bene in italiano. Con il gusto tornerai, tutta questa timoria di accantonare usato, di dire come è una cosa che è come fuori moda o come gli stranieri sono del modello e a mannare uno più cosa ci fa in salvare a bello gesti e chi uno è buono che si è usato è una bella cosa, sicché non la considero un handicap, ma lo considero un valore aggiunto che ogni uomini può sempre mostrare a se stesso. Quando mi sono onorato per fare su sindaco, la prima cosa che ho pensato era proprio questa di portare innanzi sa cultura e sa lingua sarda. Poi è una cosa che mi appartiene, che mi fa piacere ad argomentare, sicché ho subito individuato in Maria Grazia, assessore che voleva donare questo contributo importante a valorizzazione della lingua e della cultura sarda. Mi auguro che tutto sa gente che oggi è presente apprezzi di questo che noi si intendimento che io posso donare a questo principio amministrativo, cioè tenere la lingua sarda in seria considerazione. Poi questa divulgazione della cultura sarda è una cosa che noi si dobbiamo impegnare a portare in avanti.
Oggi con i social media, con gli organi di informazione, è sempre più che riesce a stare in basata. Invece, abbiamo detto donare questa giusta importanza che chi sa merita da e chi si augura non venga da scarescia, soprattutto delle generazioni nostre. Poi è serro, giusto per donare un paio di vividi a questa discussione, devo apprezzare tutte queste organizzazioni, eccetera, però si deve ponere sinceramente, quattuccio devo scrivere con sa Q, non con sa C. Poi, una retta come Tolesi è una cosa che può essere giusta pure secondo gli studiosi e chi li comprende crudelmente, però devo so quattucciaio, no, devo so quattucciaio e mi piace scrivere quattuccio con sa Q. Sa cita la sausa a Casteldarius, a Escape Suzesus, o a chi vede sa città che comincia con sa cita. Mi rappragi che se nome di questa vita mia fosse scritto con sa Q. Saluto a tutti, devo passare con Savati e ascolto e mi gozo su convegno. Grazie a tutti. Vedo a Massimo Madrigale. Dopo questo verso del suo sindaco. Dunque, saluti a tutti, mi presento, che non mi conosciamo ancora, sono Massimo Madrigale e ho canno mantelligio presidente dell'assozio Accademia del Susardo Ondus, che è un assozio nasce 10 anni fa oggi. Posso imparare il valoramento e il saffogliamento della lingua sarda e strantagiato da Foresti Vili, professor Edoardo Blasco Ferrer e Oliviero Unioi che non funti brusi con noi, voi funti mortus. Dunque si tratta di questo assozio tiene di due scambasa. Una è sul direttivo che manda innanzi la politica linguistica e sta in proposta a a camminare sul bilinguismo. L'altra gamba è sul modello scientifico che va di ricerca scientifica sul campo della linguistica sarda. Nareuso che nasce questo assozio quasi tutto sui stessi punti libenti dei maestaggi del grado 1 e 2 delle università di linguistica sarda. Da approfitto dunque a tornare grazie a Luego, al suo comune di Quartuccio, poi a apparicciare questo attovio in pari all'Accademia e all'assozio Laras, e dunque grazie a me da proschettota su sindaco Pietro Piso e all'assessora alla lingua sarda Maria Grazia Bois. E finza saluto su che punti va in la lingua sarda e Quartuccio. Dunque, solo cominciai facendo una resumine di ciò che succede in questo 20 anni. Occorrono funti passati 20 anni dell'approvazione della legge del Stato numero 482 del 1999. Tanti così compendi è questa legge che ha riconosciuto politicamente la lingua sarda. Sa scienza di ha già fatto questo riconoscimento, si intende bene? Di ha già fatto a singizio del secolo XX con Max Leopold Wagner e a seguire con altri professori e ricercatori come Massimo Pittau, Blasco Ferrer, Maurizio Birris eccetera. E ti ha permesso di fare questa legge. La prima cosa che ha permesso è di entrare su sardo dentro questa scuola, in maniera ufficiale.
e dunque se vai cursos de formazione poi spipius e spicciocheddus. Questo grazie a questo articolo 4. Altra cosa buona che ha fatto questa lei è che deve entrare usare in amministrazione pubblica. Ha permesso di avere uffici e portalitus di questa lingua sarda e dunque devo di tradurre in dell'italiano su sardo is deliberas del suo comune, statutus e eccelenti. E in proso, altra cosa di importo, devo di fuedare in sardo in uno consiglio comunale o in uno consiglio provinciale o finza in suo consiglio regionale. Finza se noi punti vago su questo antibatu, però sarebbe due permetti e dunque tocca da approfittare di questa cosa. E tutto questo grazie agli articoli 9 e 15. Tocca da Naiga questo passo politico di aver fatto questa regione autonoma di Sardegna in su 97 con sa lei 26. L'anno passato s'è giunta Pigliaru e ha riesce a fare approvare in Consiglio regionale una legge Sale regionali 22 del 2018. Noi tocca da noi una scantu cosa. Avremo che l'articolo 8 dello Stanley Noa lascia ancora sen aperta a Saliba Sarda Comune. Poi magari vi stiamo a scuola. Questa cosa buona è che ha ricevuto is invitus e principius dessa lei 482 del 99. Se sapete ancora che sul Parlamento di Roma possono approvare sul disegno di lei o sa ratifica della Carta Europea delle lingue regionali e di minoria. Questo è importante umano forse si è riuscito a fare l'ombre, a riguardare a tenni su doppio amparo e avvaloramento del suo francese in Sabati di Aosta, del suo tedesco in Sud Tirol e del suo sloveno in Friuli Venezia Giulia. In sintesi, che succede in questo subintanno? Succede che questa regione ha cercato di donare a regolas per scrivere questa lingua sarda. E sta questa norma o su standard della lingua sarda. E dunque è stato strantaggiato due commissioni. Sappiamo sul 2001 che ha fatto bessire appello a LSU, Lingua Sarda Unificata, che viene adesso usato il logo reso, tanti così comprende. E di fatti questa proposta data refutata in Sabina del Bascio, Campidano linguistico, tanti così comprende. E dunque questa regione ha detto a ritirare questa proposta. A seguire una seconda commissione sul 2006 con la giunta di Renato Soro. Questa proposta, questa seconda, vi ha preso questa prima. Voi avete fatto questo di questa lingua sarda comune, che è un pro di legge, voi avete una mistura di meta campidanese e un paghetto di campidanese e di lingua di Mesania. E dunque una No, meta campidanese. meta locutoreso e pago campidanese. È una lingua che non è stipulata per una parte della Sardegna. Poi testi del porto donai a regulas a questa lingua sarda può subire per toccare su scritto. Poi non basta pruso fuori dai in sardo, non basta pruso per fuori dai in domo, tocca a seguire per fuori dai pure a fuori del domo. In su 2007 si ha questa ricerca sociolinguistica che ha fatto bessire a più due dati. Su primo è che su 68% del sardo fu da una delle due sfuordate smanas del sardo.
o su campitanesu o su locutoresu. S'atru datu est un datu malu, poita deve si appiluga scetti su 3.500 scetti deis pipius, tenenti su sardu commenti lingua de brazzolo e lingua l'altro. Stanai madrelingua. E dunque est quindi sì, sempre deluso sta trasmissione dessa lingua de mamma a figlio. Su sardu si vira vivi chi lu vuedausu e lu scrieusu, si nunca sa lingua sparessidi, e chi sparessi di sa lingua sparessi di lui su populosa. S'accademia esti de grande nascere esti battalendi po donai a su sardu uno standard chi possa da poni di accordi dottusu. Esti su prima sozio chi se moviu contra sa lingua sarda comuna. Poi s'accademia tiene una proposta cumpria e democratica che tiene uno standard ortografico e stanai un alfabeto uguale volto sa lingua sarda, un alfabeto che potesse però scrivere campitanesu e locutoresu, poi se questionendi de due macro variedades de sa propria lingua, dunque sa depintitenni su proprio alfabeto. In plus questo standard tiene però agguantata i due normas, e stanai sa norma de su sardu campitanesu e sa norma de su sardu locutoresu. Questo può donare sa propria dignità a tutte e due i suoi dati mannas, e può dasponni possa prima volta in una positura di uguaglianza. Dunque, se dobbiamo fermi noi, per tutte le questioni tecniche, voglio lasciare su Puedo a suo collega Giovanni Spano del Bidacido. Grazie. Buon pomeriggio a tutti, bene rattaus. Io sono Giovanni Spano e ne sono del Bidacido. E in vita pure tenevo su barranco chi deve essere scritto Bidacido o Bidaxidro, non sa scescia. Qualcuno gli ha fatto sa delibera uno scanteano Saoi, deliberando che su nome di questa vita cosa mia deve essere scritto Bidacido. Però è strofardino, non devo essere dormentendo, devo essere l'assessore a lingua sarda in Bidacido, e se lo dormentendo poi avrai a go e poi lo avrai a fare scrivere un sa scescia, poi te la sa C, e sto è una fardina troppo manna. Questo media usa fuori dai deu traballo che vede un porto manno in su spagnamento dessa lingua sarda. Questo traballo si narra su sardo standard e su sottotitolo una lingua e due normas posso impero formali del su sardo. C'è gente in me che narra una lingua un popolo e non è sempre vero. In questo caso poteva dire questa lingua è una e scambas funti duas. Poi che è vero che questo sardo è uno, è vero se tutto che commenti questa storia è andata in antisi, su campitaneso applicava un mori e sul locutoreso non applicava un altro. Però, come ti viene rendendo massimo prima, ci deve essere una maniera univoca di scrivere queste due varietà. E poi la prima volta, questa accademia di Susardo con 4 agenti pure, si possa traballare a pizza di questa grammatica che deve narrare Susardo standard. La gente mi hanno preso di questo fuoco standard, poi da questo inglese. Però è vero pure che l'inglese lo tenevo
in ogni dì, in ogni maniera, in ogni avratto, in ogni tassa. Sicché non più nuda de mali apponi su voedo standard accanto su voedo su sardo, poi io posso pure su sardo normalizzato, insomma, è un scelero. Se allora leggi due cose che hanno scritto Graffi e Scalise, che hanno punti d'uso linguista. In Italia si parla italiano, lo chiameremo italiano standard. Se qualcuno però si addentra nel quartiere di Castello a Venezia, non sentirà italiano, sentirà dialetto veneziano. Al quartiere Testaccio di Roma sarà il romanesco a prevalere e così via. In Italia si parla una lingua ufficiale, che è l'italiano, che è una quantità innumerevole di dialetti. In realtà non esiste un italiano unico per tutto il paese. Un milanese parla un italiano sensibilmente diverso da quello di un napoletano. Un parlante si porta dietro una certa patina che ne denuncia la provenienza. L'italiano scritto rappresenta la forma più austera della lingua, quella in cui sono scritte le leggi della Repubblica, quella dei temi in classe, dove si scriverà ho trascorso le vacanze con mia zia e non ho fatto le vacanze con mia zia. Il mu torna a usare il litigo, stamattina si cosa che io leggo il mu, però voi tenuto in lingua sarda. In pizzo su doie su io ligio, in basso uno spitticco, doiesti su considero che ha fatto deo. Chi da nincuno anda da pauri, ad intendi su sardo de pauri. Chi anda da Ollolai, ad intendi un altro sardo, e abitare a Mosa, e osa intendi un altro sardo ancora. In Sardegna fu data sua lingua ufficiale, che è su sardo, con uno sciacco mano de fu data a differenti. Poi hai stabilità, non esiste un sardo unico che sia fuori da un tutto s'isola, un ugorese, fuori da un sardo completamente differente da un sardo di un debitacito. E fuori da Doris si racconta una maniera di fuori dai che va a comprendere diretto sul luogo di onde arrivano. Sa lingua scritta. E poi dove è sa lingua scritta. E scavunisco su come in Santa Gherrai. Porta capito di questa lingua scritta, come ti hanno al massimo in Movagora, si funti vostri a Gherrai, e letterati, e professori, e gente che decide, e gente che non decide, e scrittori di grammatica, e scrittori di vocabolario, insomma, a pizzo di questa lingua scritta, si è scritto, si è now, troppo, vinza troppo. I te che fai questa accademia del Susardo? S'Accademia del Susardo, con gusto traballo, volevo che Susardo non aveva scelto la lingua cristianata. Sa lingua sarda, che aveva la scelta cristianata, sarà sperdi, deve essere fortiata da una norma che non si permette di scrivere in maniera univoca, che si sia varietà e commenti è prodotto in lingua del suo mondo, che Susardo non è più spago dell'altra lingua del suo mondo. Paolo Villonca, un altro traballo che ho fatto come Accademia del Susardo, fu il suo primo traballo a pizzo di un'ortografia unica, vostra lingua sarda, si narrà Susardo, poi adesso avremo un'aiusa in antisi, e ha scritto questo. Oh, in terra nostra stiamo vivendo un tempo de chirca, de vaga e de unione, a postis de gertos, de verau affairs. S'idea di Oreste Pili, volta che s'idea di Susardo via di Oreste Pili, pro un'ortografia che ha una sul capo de giubra, non sul capo de bascio, è un pensamento savio, sul passo che si pone su adenanti e non de asegus, e si deve una coscienza che non si risulta da nulla si tende a brigare in cammino differente. E Oreste Pili, nell'accusto di questo importo umano, che io cresci, che più a mostrare che sia buono a fare proposte che non parzenti, ma che a uniti, e che sia buono a traballare in pari, sia chi sia su de capo desuso,
sia chi si ha usato del bascio. E tornato a accademia. Si vede questa accademia e vai de volontariato, in tutto su che tocca su studio, sa circa, sa difesa, su spagnamento e sa apprezzamento di questa lingua sarda, imperendo con su brussa vaina personale, volontaria e a gratis dei soci sus. E questo, che viene in noi, e dei acciappai in cui muro, è il risultato, il primo risultato del suo lavoro di questa accademia. Poi che in questa carta di questa accademia, questa piccola trese, su come adduso, si spiega su che fa questa accademia. E con Ziminai propone con Codrai, i zaini si riservi a fare su sardo, a quale le altre lingue nazionali. E questa in fonte. Sapremo che costa uno standard di questa lingua sarda a due norme scritte e questionate, la norma del suo campidanese e la norma del suo locutoreso. Questa è la cosa di importo, come ha guardato, che ho la bessi del suo status del dialetto, chi si chiama da guardare scetti, su sardo da parlare un dialetto, non poi bessi lingua, è imparata, la lingua è lingua quando viene imparata di adesso, sia voi imperos formalis, sia voi imperos ufficialis. Sicché questo standard poi te che è di importo umano nos ha da servire per studiare questa lingua in questa scuola, ma per studiare questa lingua in questa scuola si serve di libri incalizzati di studiosi che non tengono sua norma, pur che uno volesse di scrivere un libro di storia in sardo, vuol domandare a questa scuola elementare incalizzato di scrivere che non tengono sua norma a riconoscere dei rottos e poi bieso quando è che una norma è stata riconosciuta dei rottos, poi prima Massimo Arnau sa LSC si dà imposta a LSC e noi stiamo andando innanzi, poi che il nostro campidanese non devo arricire, come ti fate io sul nostro arricire una lingua che vuole, che vota da soltanto 80%, manca su 90% pure del locutoreso. Bello, bellissimo, ma per la salsa fuori da è sul locutoreso. E noi in campidano, caseo sul 60%, sul 70% dei sardos, abbiamo una norma campidanese. S'altra regione può servire uno standard e può essere uniforme in tutto l'isola. Che noi usciamo documenti si scrive la lingua, questa maniera di scrivere è buona per il campidanese e è buona per il locutoreso pure. E ahí ci sarà spagnare questa lingua e mancare da nascere a sova una lingua nuova del bachelor, di questa gente chi da bibili, chi da guarda, chi da studia e del gusto dipende la vita di questa lingua tutto. Una lingua che sia viva deve essere scardalutta, moderna. Pubblicità. Stupa sul rescio, stappa la felicità. Poi te dovete penso scrivere in italiano, tutto un muro sovrano, stupa sul rescio, adesso è bello. Oppure, non poteva valire, ma contessa, questo, là che vi dicevo di adesso, essere lunga, il nostro Sardegna non lo devo, hanno fatto tutto pubblicità, si con verdure, se frutta, e anche questo Halloween, da me piace, quando andiamo molto dentro, Halloween, e vi dicevo, poteva giocare uno con fuori su. E poi in su verdureri, poi non ponevo su, anziché poni pomodori costoluti, ponevo su dammatica con costas, o peperoni gialli e rossi, pivanoi, grovo, arrovi, cimurda, e ci spippiu su quando hanno in mamma, sa, non vinti. E vinti come te che si narra e si scrissa, cimurda, il sapo, sa rega, su vedo semmi, sa figo murisco, so chi è. E poi, no, torno a guardare guarda che su sindico prima, no, i social media. Abbiamo iniziato a scaricare i social media, no. I social media
Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram. Ita che tu scrivi in sardo. Spiccio che tu devi su sardo, in mano, può 10 ore a sapere, manca del russo. E no, non fai. Poi qualcuno ha provato a tradurre in sardo e Facebook anche tradurre in sardo, ma è dovuto adesso. Anzi, è l'SC. Telegram ha pubblicato ciò che te Selegas mi pare, chi non è in locutore, ha di tradurre Telegram in LSC. Ciò, questo che si muove. Chi non ci dà fare a tradurre queste cose che funti de ogni dì in sardo, scritto bene, normalizzato. Pone in mente che se ho fatto già i 80% adesso che potevo fare cosa fa questa lingua. Commenti si fa ad standard. Questo è un altro linguista, Saravia. Ogni lingua si suddivide in dialetti, talvolta così diversi tra loro da essere incomprensibili reciprocamente. La lingua scritta tende a essere più conservatrice, ma soprattutto è una forma normalizzata della lingua. Interessa quindi il fatto che quando si deve dare una forma grafica alla lingua bisogna essere rigorosi, faccio un inciso io, non si possono più utilizzare le oscillazioni del passato, del parlato. E aggiungo, bisogna essere rigorosi. Ciascuno di noi deve rinunciare a qualcosa, perché non possiamo intestardirci che un bidecino su Sriboni si nasce Sriboni e si deve scrivere Sriboni, no, è Sirboni. Ah, ma Villacino si dice così, no, si dice così ma si deve scrivere in quell'altro modo. Fucile, non sai a deve scrivere fucile con 2 L? Fadinas e Sansius sono le oscillazioni, non si dice via, ma chi lo scrive a Zaici, vuoi andare in mano, io può essere in mano, ma vuoi essere mau, cioè è scritto mau o malu, fizzu, con 2 Z, io deve essere scritto con 2 Z scetti, i scemmies. Osato su denarasi scemmies, is femminas. Meridas, c'eragius, manca di un'anta, no? I scemmies, di un'aranta. I scemmies, is femminas. Oria, meridas e oria. Susori. Medavidas sina sovi, sina sovi, sina sohi, sina soi. E chi non vuole su me che gusto su inanta questa lingua deve essere scritta come si pronuncia, io sa deve tenere tutto questa varietà, osato sopra immaginare il vocabolario con tutto questo sfuoco, con soli. E adesso è una cosa impossibile. E non si può studiare in lingua con tutto questo sensus. Orioni, mi vedi se si chiama ognoni. E sta gente, tu scrivi oioi, uno che sta dai, come ti fai a comprendi? Chi oioi è orioni. E ai cinesi, su grosso, ti dirà una, è pago gentili, però fai da lì. In vita mia c'è un logo che si chiama Piscina Mavas e un altro logo che si chiama Piscina Sangue. Me da C3 sono accostumato a scrivere questo 2 logo su Piscia Mavas, Piscia Sangue. Sì che in mu gente in me quando anda spiccioccheto su ligenti Piscia Sangue e non ligenti roso piscine sangue come ti ha detto PS sul logo si chiama piscine sangue poi c'è morta gente in meda e si vi è fatta un lago di sangue, ok? E voi spicciocchetti che non riusciti e lì gente piscia sangue pensano che qualcuno gli stati umani di arrivo e ha fatto sangue. Tu comprendete? È importante mera lo scrivere su sangue ed è importante umano.
E infatti, gente in mera si viene a Susardo chi vuole cantare in Bibbia in solo e su Mellus, che Susardo è scritto a commenti si pronuncia e che non serve da imparare uno standard per scrissa lingua in due maniere univoca. Dunque, chi deve scrivere Susardo a commenti di pronuncia saggenti in italiano, usa deve scrivere che è, purtroppo, pazienza, sapere, soldato, e finché si confondi su benidori, su condizionali, andremmo. Ed è importante mantenere uno standard. E come ti devi essere uno standard? Non devi essere troppo tormentoso. Porta che tutto devi ti comprendi all'estero come è normalizzata questa lingua. Non devi essere troppo stesiato questa barriera di sul luogo, come è stesiata sa LSC, questa barriera del suo campinaneso. Devi tenere pago a regola e queste regole devono essere chiare e precise. E devi essere imparato a prodursi e trasmetti idee. Si scrive conforme su standard, però ognuno lo pronuncia e questo è di importo umano, con la varietà della vita sua. Sicché si scrive Olioni a Castello, dove pronunciano Olioni, in vita giro dove pronunciano Ognoni. Si scrive so mela in gonno sfanatica d'antannai mella, in vidagino a pronunciare meva, in tandiscio santo vito da pronunciare mewa. E accidenti. E cari standard di cosa devi sceglierai? Fai da fare uno scevero che accontenti da totus e noi dobbiamo imparare a rinunciare a qualunque cosa, totus. Come ti ducerai su standard? Conforme a suo numero di spogliatori, sa su standard di deve essere prodotto su Sardegna su Campidanese. Noi adesso la cosa giusta, poi lo adesso. O a seconda del suo rimore politico, economico o letterario. Su standard deve essere fatto traballando con mediazione, cercando di donare un paghetto a un'azza e un paghetto a satrazza. Su sardo è una lingua, questo è il traballo che viene detto prima, su sardo, è il primo traballo che ho fatto con Oreste Pili, promovido da Oreste Pili e con Paolo Villon, con Massimo e altri che hanno traballato a pizzo di un alfabeto unico. Su sardo viene da dignità e poi questo non fa da umanizzare commenti che sia della cosa folcloristica o del suo connotto scecchi. È una cosa buona a tenere in suo connotto, è cosa buona tutta a logare e a ricordare sul folklore, ma su sardo ho studiato commenti tutte le lingue del suo mondo. Vedranno amiche da rabatti a pizza questa cosa va come di importo umano di adesso. Su sardo di oggi in aula è una lingua a due scambas. Tutte le lingue hanno alfabeto e su sardo di alfabeto scelto, poi sul logodoreso e poi sul campidanese. Tutte le lingue hanno un'ortografia e su sardo con questo traballo tiene l'ortografia scelta, poi sul campidanese e poi sul logodoreso. Alfabeto e ortografia 21, sa lingua è una, e tiene due scambas, sul campidanese e sul logodoreso. Questo è su sardo, che è preciso in logodoreso, lugoreso e su tabariedades e campidanese in generale, e poi ci punti sarda fuedadas, che punti non è lingua sarda, però punti lingua sarda e Sardegna e tutto. E noi che dovessimo andare a scurcuriare nei isoglossas, potevamo usare come interpretare a Sardegna. E noi teniamo questa parte del Campinao che tiene certe particolarità, come questo articolo che avarra da questo articolo rurali che avarra da in campinanese, ma in logodoreso besidi 4 besida, sos e sas. Noi non si dice bene, magari ci dovrà dopo chi si interessa.
questa fiannarendo è la lingua da scambas. Pare strano di arrannesce acciappato a sintesi entro le due macro varietà di questa lingua sarda. Questa è di sicuro saprà in motta a ogni due macro varietà di questo sardo, su capitanese e sul logudorese, punti vostri in due grammatica cantevarisi. Una costata de satra in relazione su una con satra. Su sardo è questo, su capitanese è questo, e su logudorese è questo. Tocca da situazione in conca. E aí questo è una pagina di questo traballo, non si dice bene, questo traballo è scritto in 3 lingue, su campidanese avanti, sul logudorese avanti e in basso italiano. Aí ci lo comprendi tutto. Esempio, sa dauleda des pronominis e aggettivos non definidos in campidanese, sa stessa dauleda in logudorese si dice con qualcosa, attero, soprannomini personali, neutro o persone, senza forma attili puro. E accanto a di essere tradutto in italiano, altro, il pronome plurale neutro riferito a persona, ha anche la forma attili, altro. In logudorese, atteru, attera, atteros, atteras, e ci si può imparare scampidanese, poi imparare uno di forma sul logudorese e viceversa. I verbos, la stessa cosa, cantare, è tutto su congiuntivo o su condizionali, in campidanese e in logudorese. Questa è una linea di importo umano e te lo devo pensare po' su benitori. Su sardo de PBC, materia curricolari in tutte le scuole, mannas e pitticas. Con questa lei spero, l'ultima che hanno fatto, spero che con qualcosa si muova e si muova in suo modo giusto e non in suo modo di SLSC. Devo ovviamente un mera che si muova in suo modo di SLSC. La scuola materna deve garantire stipius su chi vai, maestro su chi vuoi tanta saristionata imperata in sa Bibbia, manca imperendo os agliagius, che fonti sproveccius, e che fonti usus che fuedant ancora ben sa lingua. La scuola elementare, la scuola media, la scuola manna, deve garantire ai scienziati, o su chi per tocca una norma scritta, si impero a regolare questa macro varietà imparata in sul luogo, a ogni scuola dei domo, ponai campidanese un capo de basso o logudorese un capo de sus. Poi due macro varietà si accostata a zappare, si libri imparato su mesi scuola, deve intendere in letteratura, in prosa, in poesia, scritta in altre varietà linguistica, e ci tradotto scientifici a capo del suo studio, dante a comprendi a maniera compria. In campidano, i scientifici hanno detto studiare ponai 5 ore del campidanese e 2 ore del logudorese. In capo del Susu, i scientifici hanno detto studiare 5 ore del logudorese e 2 ore del campidanese. Ahí c'è Savini dei studi su, tutto a Maduro, dopo un Augusto, ma non hai mica, dopo ho fatto questa scuola in Santo Lusuccio, questa scuola a Manna, liceo linguistico. Su presi di questa scuola, fu dato in stato scelto, e fu dato in stato di Santo Lusuccio, che è accanto a me, a sul Nugolese. Quando siamo andati a Santo Lusuccio, ho fatto 5 anni su un gol, mi siamo imparato sul logudorese, e mi serviu meda. E devo in mu, non riuscivo a guardare bene sul logudorese, ma lo comprendo tutto. E tu non hai gusto. Che mi fu passato 5 anni del liceo, intendendo scetti su professori, su presi di questa scuola, fuedendo sempre e scetti in sardo, e inciso, devo restituire di aver condotto un gui, portare su via da professori dei tedeschi in questa scuola, e si agatta bene con su presi, che poi danta uno in campidanese e l'altro in logudorese. Cioè, dava proprio cose, le sono belle. E in questo periodo ci via Diego Corraini che molto esti contrario a tutto il traballo che stiamo facendo noi, però in questo periodo via ancora po' una lingua condivisa. Parlando in noi, comunque non da paporoso. Facendo in questa maniera,
facendo studiare su sardo, tutto scienze, entro dei 20-30 anni, quando nasce un sardo solo e non cavallo di vizzo, uno standard linguistico nuovo e in più la gente non ha da conoscere su sardo. Scelte volte, in più la gente non ha da conoscere su sardo, scelte volte che danno intendio dei Isaiaius, non ha conosce su sardo, poi non ha studiato a scuola come tu scrivi, a due leggi e a due cristiani. Grazie a tutti.